Si sente? Ok, grazie a tutti, grazie a Babila, grazie a Lara, a Katia, Alessandro, grazie a tutti voi. Sì, è vero, quello che ha detto Babila è vero. Abbiamo creato un'iniziativa che precedentemente nella storia d'Italia non c'è mai stata, ma abbiamo commesso molti errori organizzativi, comunicativi e soprattutto c'è stato molto egoismo. Il problema è stato che un'iniziativa così grande di popolo non poteva e non doveva essere lasciata in mano al popolo. Qualche partito ha cominciato a seminare la ben nota zizzania, avete visto certe foto, l'avete viste voi le foto con alcuni personaggi del 9 dicembre insieme a attuali primi ministri, erano quelli che dicevano a voi non seguite quelli perché sono violenti, perché qua, perché là, perché sono corrotti, e poi avete visto voi, giudicate voi. Questo però non giustifica gli errori che abbiamo fatto. Non eravamo preparati, l'anno scorso è nata una protesta, una forte protesta, e quello era, il volantino parlava chiaro, abbiamo fatto dei precisi accordi su quella protesta. Pensavamo di muovere sui nostri pensavamo di muovere 600-700 mila italiani in tutta Italia, non 9 milioni e 700 mila. Però il problema qual è stato? Uno, che non avevamo un dopo, non c'era una proposta per il dopo, perché il volantino parlava chiaro. Due, che noi siamo venuti a conoscenza della forza del popolo solo un mese e mezzo dopo, cosa che non deve più accadere.